Speciale a 3, il nostro spazio dedicato oggi alla CGIL, alle tematiche del sindacato che poi sono le tematiche della quotidianità della gente. Allora saluto e ringrazio le nostre ospiti, ben trovate. Sara Pasqualin, segretaria organizzativa della CGIL di Treviso, buongiorno Sara, buongiorno. ben ritrovata. Buongiorno. E Silvia Bresolin che ritroviamo, segretaria dello SPI di Treviso. Perché tante domande spesso e volentieri ci vengono poste proprio in diretta al telefono, ricordatevi naturalmente di chiamare se avete interrogativi per le nostre ospiti dal mondo dei pensionati, degli anziani che magari si districano più difficilmente, anche gli altri a dire la verità, ma insomma più difficilmente nella burocrazia, in tutte quelle che sono le problematiche di ogni giorno legate al lavoro, legate alle pensioni. Allora Sara, innanzitutto, Sara Pasqualin, siamo al 20 di settembre ormai, domani inizia l'autunno, ogni anno noi diciamo sarà un autunno caldo su, c'è sempre un autunno caldo in Italia purtroppo per qualche tematica, è stata anche un'estate calda non solo dal punto di vista delle temperature, perché voi non vi siete mai fermate con la mobilitazione, avevamo parlato qua anche in trasmissione dell'intera giornata che avete fatto anche a Treviso, no? Per parlare di temi eccetera, abbiamo visto quelle che sono le situazioni anche nelle aziende, poi magari facciamo un accenno anche al tema infortuni che è di strettissima attualità purtroppo in questi giorni e che ha funestato nuovamente i nostri territori anche qui vicino a noi a San Polo di Piave. E poi c'è anche in prospettiva la manifestazione nazionale del 7 di ottobre a Roma con una mobilitazione su vari temi, su vari fronti. Allora, quali sono i temi caldi e facciamo un po' il punto della situazione a questo inizio autunno che comincia di fatto domani. Sì, beh, giustamente come dici te la situazione non si è mai fermata di fatto, perché anche nelle occasioni in cui siamo venuti qui ospiti, ma soprattutto anche nelle varie cose, attività che svolgiamo quotidianamente, le tematiche, le problematiche di questo paese nel quale viviamo e che segnaliamo oramai da tantissimi anni, perché purtroppo il problema politico è legato molto al problema sociale e economico del paese, sono sempre quelli gli argomenti, sono la situazione personale di tutti quanti, quindi la situazione delle famiglie, la situazione del mondo del lavoro, la situazione dei pensionati, dopo magari faremo anche degli approfondimenti lì, la situazione del fisco, la situazione dei giovani, la situazione del stato sociale e quindi anche della sanità, tutti i temi che toccano poi la quotidianità delle persone. E perché dico gli argomenti sono sempre quelli? Perché ad oggi qualsiasi governo si sia succeduto ha sempre dato delle soluzioni a breve termine, nel senso si è tentato di dare qualcosina per quietare gli animi, passatemi il termine, e nel frattempo non si risolveva strutturalmente quella che era la difficoltà in quel momento. Dopodiché esplode la guerra, le emergenze continuano ad essere tantissime, i costi vanno all'impennata, lo vede la casalinga che va a fare la spesa al supermercato, ma lo vede la famiglia che fa il lavoro dipendente che ha sempre lo stesso salario e i costi della vita che sono aumentati. Le bollette sono aumentate perché siamo in una situazione dove non si risolve neanche il quadro energetico, nel senso che non si interviene, non si innova, non si cerca di andare a sviluppare, di fare ricerca. E dall'altra parte abbiamo una situazione in cui c'è la precarietà nel mondo del lavoro per i giovani, una precarietà dettata da contratti che sono una tantum, una difficoltà, perché poi mi viene da ridere perché noi parliamo di precarietà nel mondo dei giovani, guardiamo dall'altra parte e se tu fai una strada qualsiasi della provincia di Treviso ci sono cartelli di gente che va in cerca di professionalità tipo idraulici, elettricisti, ma anche apprendisti e quant'altro. Poi ogni tanto, e mi pare che ogni anno viene fuori anche il tema dell'immigrazione, tema molto caldo oggi, sì, perché continuano ad arrivare gli sbarchi, continuiamo ad avere persone che accedono al nostro paese e che vengono gestiti come un problema temporaneo, quando in realtà ormai sono anni che la situazione è così, quindi andrebbe fatto anche lì un intervento strutturale e soprattutto mi viene da dire
Se è vero che mancano competenze, forse magari un lavoro più mirato sugli immigrati che arrivano nel nostro paese potrebbe essere una formula anche di integrazione anche per il mondo del lavoro. Però di questo non si parla, Di non questo, so come dire, nel senso che è un tema tabù, è vero è o no? un tema tabù, però è un tema che poi nelle chiacchierate che qualsiasi di noi fa nella sua quotidianità con le persone, anche con imprenditori, te lo dicono anche loro. Lì c'è manodopera che se mettiamo nelle condizioni di poter essere utilizzata meglio, e poi racconto proprio un aneddoto che fatalità mi è arrivata ieri da una collega dell'Inca. Ci sono preti che hanno la gestione di 5-6 stranieri, li collocano nel mondo del lavoro, gli danno autonomia, li fanno vivere nel nostro paese, tramite anche i nostri servizi, poi fanno in modo che la famiglia si trasferisca qua e quant'altro e li rendono autonomi e integrati nel territorio. E stiamo parlando di un'attività che fa una singola persona perché è molto sensibile all'argomento. Tu pensa se riusciamo in questo paese a strutturare un sistema che funzioni dal momento in cui il soggetto arriva, parliamo di soggetti che sono in difficoltà dal loro paese e che arrivano da noi e che possono essere potenzialmente utilizzati all'interno delle nostre realtà. E poi c'è il pezzo dell'industria, perché le politiche industriali da questo paese, in Italia sono anni che non le vediamo e il fatto che non ci sono da anni ci porta nella condizione in cui abbiamo chiusure, abbiamo riorganizzazioni, abbiamo aziende che oggi sono qui, domani decidono di andare da un'altra parte perché non sono messi neanche nelle condizioni burocratiche di fare investimenti nel nostro paese. Abbiamo dipendenti che mi piacerebbe che qualcuno chiami e che mi dica se il loro salario l'hanno visto aumentare in questi ultimi anni, perché rimangono fermi con la contrattazione. Siamo ancora a gestircela da una parte all'altra del tavolo con gli euro, quando in realtà la necessità non è l'euro, perché con l'inflazione che abbiamo dall'altra parte ad oggi servono interventi strutturali anche sui salari, perché una persona a fine mese non ci arriva. Dopodiché se la persona si trova nelle condizioni che ha addirittura mutuo, che ha marito e moglie che lavorano e uno che perde il lavoro, si arriva veramente a condizioni in cui le famiglie fanno da ammortizzatori sociali. Ho messo veramente tantissima carne sul fuoco, ma è quello che stiamo dicendo da anni, quello che ripetiamo oggi nelle assemblee che stiamo facendo a tappeto in tutti i luoghi di lavoro, ed è quello che verrà fuori anche nella manifestazione del 7 ottobre, che mi viene da dire che è la continuazione di un percorso che abbiamo iniziato mesi fa, ma che mi viene da dire che non è neanche la fine, perché non è che con la manifestazione avremo risolto le questioni che sono su questo volantino, ma che sono di fatto sui tavoli, perché purtroppo ad oggi anche nella contrattazione che si ha con questo governo, ma come in quelli precedenti, adesso io non voglio dire che prima andava tutto bene e oggi va tutto male, però quello che si vede è che mano a mano i problemi diventano sempre più grandi e le soluzioni sono sempre più complicate da trovare, perché è questa la situazione ad oggi. È la situazione che ogni famiglia, ogni persona vive nella sua quotidianità. Non se ne rende conto perché? Non se ne rende conto perché forse siamo abituati a gestire le emergenze, mi viene da dire. Gestire il fatto che questo mese il bolletta della corrente piuttosto che del gas è ritornata su quei prezzi, e allora rinuncio a qualcos'altro dall'altra parte. Ma il problema è che sono sempre situazioni che non trovano una loro soluzione strutturale e di questo qui noi oggi abbiamo bisogno. Ed è per questo che il 7 andiamo a Roma, ma non è che si va a Roma per farsi un giro o per, finite le 2 ore di dibattito, ognuno torna a casa. I problemi noi li gestiamo, non ho bisogno di gestirli il 7 ottobre a Roma, li gestiamo ogni giorno ai nostri sportelli. Ogni giorno le persone che arrivano in CGIL fanno delle domande al patronato Inca, al CAF, piuttosto che alle categorie, per cercare di trovare una soluzione per la loro condizione. E la loro condizione in emergenza oggi non è in emergenza né il 7 ottobre né tra 3 mesi, è in emergenza oggi ed è in emergenza da mesi addietro.
Queste manifestazioni, queste mobilitazioni servono per attirare l'attenzione di chi di dovere naturalmente e far sentire la voce, però appunto dicevamo voi purtroppo avete a che fare con queste problematiche ogni giorno. Allora questo è il quadro che ha introdotto Sara. Silvia Bresolin, per quanto riguarda il mondo dei pensionati. Una categoria che purtroppo subisce passivamente anche quelli che sono i prelievi, naturalmente le diminuzioni, pochi aumenti abbiamo visto, no? Di quello che arriva nelle loro tasche, c'erano state anche tante promesse per quanto riguardano le minime, le pensioni sociali che dobbiamo ancora vedere che fine faranno. Aspetta prima di darti la parola perché vedo una telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Mauro da Dolo, Venezia. Buongiorno, prego Mauro. No, volevo solo sapere una cosa, cioè, come mai che la pensione di invalidità è meno delle altre pensioni? Cioè, è una categoria, come fosse colpa nostra degli invalidi. Per esempio, io ho 312 euro di invalidità, la pensione sociale 500-600, come mai questo discorso? Cioè, sapete darmi una risposta? Grazie Mauro. Silvia, è così? Sì, in effetti sì, se parliamo di invalidità civile purtroppo la cifra classica, diciamo, per un invalido civile riconosciuto dal 75 al 100% sono 313 euro. Effettivamente è molto poco. Sappiamo che questa è una prestazione sociale che quindi viene data a chi ha una difficoltà economica, sì, ma soprattutto a chi ha un problema di salute. I 313 euro possono anche essere integrati per un invalido al 100%, purché non superi un determinato limite di reddito. Ma nella stragrande maggioranza appunto questo è l'importo che viene dato agli invalidi. In effetti è un importo che insomma è molto lontano anche da quello che è un trattamento minimo. Chiaro che un trattamento minimo è legato anche al fatto di aver versato dei contributi, quindi non si parla più di una prestazione sociale ma di una prestazione previdenziale, quindi molto probabilmente questo importo anche molto più basso riservato agli invalidi ha questa caratteristica di essere appunto inferiore anche per questo motivo qua. È una prestazione sociale. Certo che non è sufficiente, perché qui magari poi è invalido, non può neanche lavorare, non può neanche integrare quel reddito là con un'altra entrata, diciamo, di lavoro, quindi bisognerebbe lavorare anche su questo. Dicevo prima, per chi è invalido al 100% può avere un'integrazione, sì, potremmo arrivare fino ai 600 euro, quindi il trattamento pari alla maggiorazione sociale, ma purtroppo non è per tutti. E chi è un invalido parziale, per parziale intendo anche il 99%, lì non si parla, cioè non esiste integrazione, quindi un 99% vuol dire che una persona è vicinissimo al 100 ma non ha la possibilità di integrare e arrivare a quella cifra là e quindi si ferma ai 300 euro. Questo come la domanda è, ma come fa a vivere questa gente? Questo è un bel problema, certo. A carico di qualcun altro? A carico di qualcun altro, a carico dei familiari, oppure poi reddito di cittadinanza, piuttosto che insomma altre prestazioni o vari bonus che magari nel tempo insomma qualcosa riesce anche a raccimolare, ma in effetti non si vive. Non si vive con 300 euro, sicuro? No, decisamente, no. Decisamente, ma neanche vivere, cioè a momenti non si pagano neanche le bollette. No. Allora Silvia, il punto, appunto, il punto di vista dall'ottica dei pensionati, della stagione che stiamo vivendo, erano state fatte tante promesse a questi pensionati, sembrava che questo 2023 le pensioni, no, dovessero arricchirsi un pochino di più e invece non c'è tutto questo contento. Non c'è tutto questo contento, non c'è questo contento soprattutto per tutti, perché sappiamo che la rivalutazione quest'anno delle pensioni siamo arrivati a un 7,3% dato provvisorio, che poi adesso a fine anno dovrebbe attestarsi circa all'8,1%, quindi ci sarà un conguaglio, ma questa percentuale di aumento delle pensioni, dato da che cosa? Dal caro prezzi, ovviamente dall'aumento di tutti i prezzi, da quello che diceva prima anche Sara, non è per tutti. Non è per tutti perché ci fermiamo a un importo di pensione lorda pari a 4 volte il trattamento minimo. 4 volte il trattamento minimo sono 2.100 euro lorde. Ed è una pensione che riguarda tutti i lavoratori, tutti coloro che hanno versato i contributi. Quindi perché io che ho versato 40 anni, 42, 43 anni di contributi non posso avere anch'io questo aumento in toto? No, mi vedo decurtato questo aumento. Quindi quel 7,3 non è più 7,3, ma è l'85% del 7,3, piuttosto che poi
man mano poi ci sono gli scaglioni, si va a diminuire e quindi uno si vede disatteso questa aspettativa che si ha, insomma. E lo stesso sarà per l'anno prossimo, perché questo è già stato anticipato. L'anno prossimo ci sarà lo stesso un'altra decurtazione, premesso che l'aumento per l'anno prossimo sembra attestarsi verso il 5,5%, quindi molto meno di quest'anno, ma comunque sempre a scaglioni, quindi oltre i 2.000 euro una persona non avrà tutto questo aumento che è dovuto, ma l'aumento io lo subisco comunque anche se ho 2.000 euro di pensione lorda, e ricordiamo che 2.000 euro di pensione lorda insomma non è una cifra altissima, arrivo ad avere un netto di 1.600-1.650 euro, poi magari ho anche la moglie o altro, o l'affitto. Quindi comunque sono soggetti in difficoltà. Ma neanche, nel senso, noi vediamo tante volte, ci vengono raccontate le storie di quello che resta vedovo o vedova. È un nuovo povero necessariamente se ha una di queste pensioni che magari in due pochino ce la facevano, ma in uno non ce la si fa. Certo, chiaro che sì, perché poi è vero insomma, che rimane una persona sola e poi esiste la reversibilità, certo che sì, ma la reversibilità è un 60%. Quella cifra sommata poi alla pensione propria fa sì che il mio lordo complessivo diventa ancora più tassato e comunque quella cifra lì poi le spese, la casa, l'affitto, le bollette le pago allo stesso modo di prima. Magari mangio un po' meno perché c'è solo una persona, ma tutto il resto, tutte le spese fisse ci sono, rimangono e quindi sono sempre a carico della persona che rimane. Che poi con l'aumento degli certo. alimentari mangio meno ma spendo lo stesso in buona sostanza. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno, pronto? Sì, buongiorno. Chi è? Da dove ci chiama? Allora, io mi chiamo Fabio, chiamo da Trebasere, che è provincia di Padova. Salve, prego. Vorrei sapere una cosa riguardo il bonus carburante. Se io come pensionato, avendo un reddito lordo inferiore ai 20.000 euro, mi aspetta qualcosa. Vediamo se le nostre esperte qui sanno rispondere. Allora, io una risposta purtroppo precisa non riesco a dargliela, Claudio, e me ne dispiace perché il mondo dei bonus è vasto e anche complicato e differenziato tra un bonus e l'altro, quindi ogni limite è diverso per una prestazione piuttosto che per l'altra, e quindi le direi io si rivolga sicuramente alla CGIL, alla sede più vicina, perché mi aggancio anche a questa richiesta per dire un'altra cosa. A Treviso noi stiamo cercando di aprire uno sportello sociale che risponderà proprio a queste domande. Perché? Perché nel mondo del sociale ci sono tantissime prestazioni di cui non tutti purtroppo sono a conoscenza, ed è talmente vasto, cioè abbiamo una guida sui bonus che parla di 84 bonus diversi, 84 bonus, ok? Non tutti ovviamente potranno aver diritto a questi bonus, ci sono delle condizioni personali, economiche da soddisfare, e quindi capire in questa giungla che cosa si può aver diritto o meno, quello che può aiutare una persona a affrontare i problemi quotidiani, quindi le difficoltà economiche, è veramente difficile. Questo sportello sociale che noi a breve vorremmo far partire a Treviso, ma anche nelle sedi periferiche, passo a passo ovviamente, un po' alla volta, servirà proprio a rispondere a queste esigenze, a quello che lei mi ha appena chiesto. Io in questo momento, devo essere sincera, non riesco a dirle di sì o di no, le direi una cosa falsa, quindi la invito a rivolgersi sicuramente alla sede CGIL più vicina e troverà qualcuno sicuramente che le darà una risposta in questa. Grazie Silvia. Sara, scusi, ma questo sportello, cioè per rispondere un po' alle curiosità della serie, io a cosa ho diritto, una cosa del genere? Nasce proprio per domande del genere, perché noi in realtà con le 18 sedi ci troviamo a dover gestire tutta una serie di richieste che arrivano dai soggetti che magari sentono la televisione piuttosto che leggono sul giornale, e arrivano da noi, e noi di fatto seguiamo principalmente previdenza a parte il lavoro, previdenza e poi il fisco con la partita del CAF. Quindi in realtà ci troviamo a fare la carta sociale piuttosto che il bonus carburante del signore, piuttosto che tutta una serie di altre richieste. Cos'è che qui c'è l'esigenza di andare sul caso singolo per singolo, quindi di parlare direttamente con la persona, di fargli una serie di domande che lo colloca economicamente e socialmente all'interno di un comune, piuttosto che all'interno di un certo fascia di reddito, piuttosto che tutta una serie di condizioni, famiglia, casa di proprietà, in affitto, e lì serve quindi veramente uno screener della figura della persona.
Abbiamo deciso, lo SPI sta mettendo a disposizione le competenze e tutta una serie di volontari, perché è il caso di dirlo, che sono molto sensibili alle situazioni, volontari che vengono messi a disposizione di queste figure che sono principalmente sono nella fascia dei pensionati, perché sono quelli che hanno meno accesso magari alla tecnologia o all'informazione che troviamo anche su internet, e la volontà è quella di provare a gestirli e di suggerirgli poi quelle che sono le azioni da fare. Vai al tuo comune, riempi questa carta, piuttosto che tutta una serie di cose. Ma posso chiedere, ma perché è una giungla? Cioè, ma perché deve essere una giungla? Alle volte viene il sospetto che si nascondano anche un po' le opportunità, non voi naturalmente, ma il legislatore che le mette a disposizione. Ma allora, io non ho la risposta certa, ho una mia interpretazione. Io penso che più ci siano queste sfaccettature, queste situazioni del 100 di qua, 20 di là, più tu hai l'opportunità, tra virgolette, che le persone che arrivino da te siano quelle che gli arriva l'informazione per caso invece che strutturalmente. E quindi da una parte tu fai il tuo ruolo sociale di aver elargito il bonus, dall'altra parte aspetta che se risparmiamo è meglio perché magari non ho le coperture dei fondi. Cioè non è per pensare male, però viene anche il sospetto. È insomma, un po' messa no? male, mi viene da dire un po' messa male. Dopodiché è per questo che noi abbiamo l'esigenza che ci sia chiarezza e trasparenza su tutte queste attività. Ed è per questo che nasce anche lo sportello sociale, per cercare di mettere in un quadro generale tutto quello che esiste e renderlo accessibile alle persone come informazione. Ecco, noi volevamo approfondire, grazie a Silvia in questo caso, il tema dell'invalidità civile, no? Silvia, prima abbiamo avuto un piccolo assaggio, insomma, no? Con una domanda di un telespettatore, è un'opportunità comunque da sfruttare importante e di cosa possiamo dire su questo, che focus possiamo fare su questo tema? Allora, è purtroppo ancora oggi un aiuto economico a cui molte persone in situazioni di disagio, non solo fisico ma anche economico, si rivolgono, perché non riguarda solo, abbiamo detto prima, le persone insomma giovani oppure in età lavorativa e altre, ma riguarda anche molto gli anziani. Tra l'invalidità civile una delle prestazioni maggiormente erogata è quella dell'indennità di accompagnamento, che riguarda quegli anziani che non sono più autosufficienti, quindi non sono più in grado di provvedere a se stessi da sola. Noi sappiamo che la domanda si fa attraverso il sito dell'INPS, quindi con l'aiuto del patronato e attraverso l'emissione di un certificato medico fatto dal medico curante. Questa è la prima cosa che si fa, chiaramente il medico che valuta la situazione di salute della persona e redige questo certificato. Questo certificato poi va portato presso i nostri uffici, negli uffici del patronato, e si inoltra la domanda. Viene fatta la visita. Può essere fatta la visita, potrebbe anche essere valutato agli atti, ove la persona lo richieda, nel senso che se ho difficoltà a muovermi o se mi risulta difficile farmi accompagnare, potrei anche chiedere una valutazione agli atti, quindi io devo presentare la mia documentazione sanitaria e sulla base di questo posso essere anche giudicato. Se poi ci sono situazioni ancora più gravi, il medico potrebbe richiedere anche la visita a domicilio, quindi dove il soggetto è intrasportabile, la commissione ASL potrebbe anche recarsi al domicilio. Chiaro che tutto questo rallenta un po' la valutazione della commissione, che non è comunque già velocissima in questo momento. Questo poi appunto accertato appunto la percentuale di invalidità oppure la non più autosufficienza potrebbe dare diritto alla persona, di solito diciamo all'anziano, ad avere un aiuto economico, e qui quando parliamo di indennità di accompagnamento si parla già di 575 euro, che comunque insomma è un aiuto non indifferente. Il riconoscimento dell'invalidità comunque poi non è fine a se stesso, porta altre prestazioni correlate a questo riconoscimento, quindi il riconoscimento dell'handicap grave eventualmente può aiutare i familiari ad assistere la persona che ha necessità ad avere i giorni di permesso, piuttosto che avere una riduzione dell'orario di lavoro, piuttosto che avere addirittura un congedo che può durare anche fino a 2 anni per assistere un familiare a determinate condizioni, serve la residenza con la stessa persona, eccetera, eccetera. La legge 104. La legge 104, esattamente sì. Quindi sono tutte prestazioni correlate che comunque diventano fondamentali anche per i familiari che vanno ad assistere le persone anziane che si ritrovano in casa. Sappiamo appunto che le persone anziane molto spesso vengono accudite a casa perché c'è anche molta difficoltà di collocare le persone nelle strutture di ricovero,
perché purtroppo i posti sono sempre meno, i costi lì sono sempre più alti e insomma dopo vedremo se è il caso di svilupparlo, insomma, ma se ne è già parlato, la difficoltà di collocare gli anziani nelle RSA diventa sempre più difficile e difficile anche da sostenere quando si riesce a trovare il posto. Quindi direi che questo è comunque un aiuto per le situazioni, per i cittadini in difficoltà da non sottovalutare e da tenere ben presente. Qualcuno si fa ancora lo scrupolo di presentare questa domanda, a dire il vero. E posso dire è perché non vogliono farsi forse valutare, non lo so, le persone anziane perché hanno difficoltà ad ammettere questa non autosufficienza e quindi poi hanno anche difficoltà a voler presentare questa domanda, le persone che stanno bene, le persone magari di un'età in età lavorativa si fa fatica ad ammettere la propria invalidità, la propria situazione critica di salute, come per dire non faccio questa domanda perché non voglio vedere questi problemi che ho. E a volte purtroppo noi dobbiamo anche cercare di insistere per dirgli che insomma, se ci sono dei diritti è bene farli valere. Tutto questo non è dire sei un ammalato e non guarirai mai, ma in questo momento sei ammalato, ti puoi fare aiutare, ti può aiutare anche dal punto di vista economico, quindi perché no? Insomma, ma quindi può essere anche temporanea per un periodo della propria vita? Assolutamente perché spesso e volentieri l'accompagnatoria la si pensa nel finale della vita, no? Invece ci può essere un momento in cui serve. L'accompagnatoria, se parliamo di persone anziane, difficilmente poi insomma si ritorna a essere autosufficiente, ma quando parliamo di persone giovani può essere sicuramente una situazione transitoria, c'è una malattia, parliamo di malattie oncologiche, sappiamo quante ce ne sono e purtroppo sappiamo anche quanto invalidanti sono queste malattie, ma per fortuna la medicina ha fatto passi grandissimi, quindi si può anche guarire, si può anche ritornare a essere in salute e poi quello che eventualmente è stato concesso o quello di cui si ha avuto diritto sulla base del momentaneo problemi di salute poi può essere anche revocato, quindi io direi non abbiate timore a presentare la domanda, a mio avviso è giusto farlo fare perché poi ci sono anche per i lavoratori ad esempio ci sono anche oltre al riconoscimento della percentuale di invalidità c'è anche una maggiorazione dei contributi. Quindi io sono invalido per 1 anno, 2 anni, il periodo in cui poi è terminata la mia malattia, quegli anni lì in cui ho avuto questo riconoscimento, 1 anno di lavoro non mi dà 1 anno di contributi, mi dà 1 anno e 2 mesi di contributi, questo vuol dire che nel futuro io andrò in pensione prima. Quindi non trascuriamo questa possibilità quando ci sono problemi di salute. Decisamente, decisamente. Sentiamo chi è al telefono adesso. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono Teresa Marco e abito a Silea Treviso. Io sono un grave disabile, un invalido civile con quasi il 90% di invalidità. Io mi chiedo che o i sindacati o finora nessun governo ha mai detto gli dobbiamo aumentare questa misera pensione di invalidità. Adesso mi dica anche lei che è un sindacalista, eccetera, la signora lì, io la ringrazio che sta venendo in TV, eccetera, però con 270 euro noi facciamo la fame neanche quando andiamo in farmacia a prendersi i soldi delle medicine e non ci bastano 278 euro. Adesso mi dica se sono soldi che il governo ce li regala a questo punto, e mi scusi dello sfogo, però sono soldi che sono ridicoli, 278 euro con una malattia grave e con soldi di gestione di presidi sanitari, eccetera, eccetera, che vanno ad aggravare a una famiglia monoreddito con un papà in pensione. Adesso mi dica se questo qui nel 2023 è ancora possibile. Noi disabili, invalidi, con 278 euro di pensione. È una cosa ridicola, in cui gli altri stati prendono quasi 1.000 o 1.500 euro di pensione di invalidità civile con l'80%. Certo, sottoscriviamo credo in pieno quello che ha detto Marco, assolutamente. E il fatto è che il sindacato queste cose le ripete da sempre, ma qui il tema è proprio strutturale. Come mai? A cosa servono questi soldi? Ecco, tradotto, qual è l'intento di chi eroga una cifra del genere? No, mi viene da seguire quello che dice Marco, nel senso che è un'umiliazione ulteriore rispetto a una condizione difficile che la persona ha, perché si sottovaluta, nel senso che gli si dà questo, passatemi il termine, contentino, facendo vedere che io ho fatto il mio e che ho messo a disposizione questi 270 euro che
se parliamo degli anni prima della guerra, a parte che non c'erano gli euro, ma sulle lire magari qualcosina valevano, oggi è veramente 270 euro e non so se riesce a fare una settimana una persona autonoma, deve avere l'ammortizzatore attorno e generalmente è la famiglia. È una famiglia poi anche di magari pensionati che, come diceva Silvia, hanno lavorato tutta una vita, si trovano oggi, hanno versato i loro contributi, si trovano ad avere una pensione che non ha valore rispetto a quello che è il prezzo del mercato fuori e in più si trovano anche a dover gestire comunque condizioni complicate. Io immagino un 90% di invalidità vuol dire che ci sono gravi limitazioni, quindi devi essere continuamente anche assistito. Io lo sfogo lo capisco benissimo e ribadisco che è sono delle cose che vengono dette sempre e su ogni situazione, le diremo il 7 di ottobre ma le abbiamo sempre dette. Non si può giocare sulle persone e non si può non avere rispetto per le persone. Anche la sanità sta seguendo questa linea qua. Cioè, non dimentichiamoci, perché adesso c'è l'invalidità, ci sono l'invalidità, ci sono qualcosa che arriva e la persona deve muoversi a informarsi. Anche questo mi viene da ridere perché non è automatico, no? Uno deve fare la domanda. Ha fatto di una situazione che magari ha già sottolineato il proprio comune di residenza, ha già sottolineato la propria azienda, cioè uno deve continuare a fare domande, a chiedere e dopo magari anche in difficoltà a chiedere, come diceva prima Silvia. E in più, dall'altra parte, continuiamo a togliere anche quelli che sono i servizi essenziali, perché poi se una persona ha anche la difficoltà che deve andare al pronto soccorso piuttosto che deve andare a comprare le medicine, non è che oggi chiedono il ticket, oggi chiedono soldi, oggi ti assistono fino a là e ti dicono beh, cerca di andare in qualche struttura privata a trovare la soluzione alla tua malattia. Qui è in ballo la democrazia di questo paese. Qui è in ballo la democrazia di questo paese, il rispetto per le persone e la democrazia di questo paese. E io condivido e sono arrabbiata anch'io, Marco, siamo arrabbiati anche noi, cioè continuiamo a dirglielo, ma come dicevo prima, lo diciamo a questo governo, lo abbiamo detto i precedenti, non c'è la volontà di dare un segnale forte, di strutturalmente intervenire su queste problematiche. Ed è un insieme, abbiamo detto, di sostegni, diciamo, neanche tanto ricchi, che si possono mettere insieme. Lei diceva, insomma, reddito di cittadinanza più questo. Sì, carte acquisto, eccetera, eccetera. Ci sono tante prestazioni che potrebbero essere richieste dai cittadini, dai soggetti più fragili. Ed è veramente, lo abbiamo detto, giungla, ma è giungla veramente, perché noi abbiamo la fortuna in questo momento di avere una persona che sta facendo studio e ricerche su tutte queste prestazioni legate al sociale, quindi alle persone in difficoltà, non solo in difficoltà di salute economiche, ma anche con altri disagi. E attraverso lo studio e la ricerca che ha fatto questa persona siamo riusciti a mettere a punto una specie di vademecum, che non è così semplice da consultare, glielo assicuro, che però lo scopo è quello di riuscire di prendersi carico della difficoltà che ci viene poi posta e cercare assieme le soluzioni migliori, cioè dove indirizzare la gente per trovare le soluzioni ai propri problemi, senza per questo sostituirsi a nessuno, ovviamente, perché sappiamo c'è l'assistente sociale, eccetera, ci sono le persone che si preoccupano, però noi vogliamo dare delle indicazioni, dire alle persone dove ti devi rivolgere per aver diritto a quello che ti spetta. Okay? In modo da cercare di alleviare la situazione appunto della famiglia oppure della persona stessa, non solo per quello che è previsto dal punto di vista dei comuni, della regione, ma ci sono anche tante associazioni di volontari che si prestano ad aiutare le persone in difficoltà. La Caritas, ad esempio, può offrire anche le cure dentarie gratuite per chi è in situazione di necessità economiche. Questo magari non tutti lo sanno. E quindi tracciare, fare una mappatura di tutta la provincia e di tutto ciò che offre il territorio è per noi importantissimo ed è una sfida che noi ci sentiamo di iniziare per riuscire a dare risposte, dare ascolto, mettere al primo piano la persona chiaramente, quindi dare importanza alla persona e spesso anche solo ascoltare le persone che si sfogano, no? Abbiamo sentito adesso, ci chiamano, ci raccontano, non possiamo mica sicuramente risolvere i problemi di tutti, ma solo anche prestare ascolto e dare importanza alla persona che abbiamo davanti spesso, insomma, è una cosa comunque molto gradita da parte delle persone. E poi assieme cercheremo di orientarli e di indirizzarli nella soluzione ai loro problemi o nell'aiutare a risolvere i loro problemi.
Certamente. Dovrebbe esserci un'altra telefonata. Buongiorno. Sì, pronto? Sì, pronto, prego. Chi è e da dove chiama, per cortesia? Allora, io sono Roberto di Conegliano Sì. e sono invalido all'85%. E volevo dire, allora, innanzitutto è una vergogna che nessuno dei governi ultimi che ci sono alternati abbiano fatto assolutamente niente. Mi allaccio anche alla telefonata di prima. Io percepisco 324 euro al mese per la mia invalidità. Per fortuna riesco a barcamenarmi, nel senso che la mia invalidità mi permette di fare qualcosa, però mi metto nei panni di alcuni miei amici invalidi eccetera che non possono farlo. Come diceva il precedente, con 324 euro si pagano insieme a 2 bollette. Allora, perché i governi non hanno fatto niente? Avevamo un ministro nel precedente governo che si chiamava Fontana, che non ha fatto assolutamente niente per i disabili. Dal governo di adesso non si sente parlare di tante cose, però i disabili purtroppo, che sono una realtà debole del paese, vengono lasciati un po' in disparte. Perché non, ad esempio, non portare allo stesso livello del reddito di cittadinanza, che adesso non esiste più, perché è giusto che uno che non lavora prenda 700 euro e un disabile ne prenda 300? E non c'è giustizia, non c'è. Quindi c'è questa rabbia sociale del disabile che non può protestare perché non trova sponda da nessuna parte. Nessuno ha mai fatto niente negli ultimi 10-20 anni, non si fa niente. Allora stiamo qui a parlare, dire sì, faremo così, bisogna fare colà, eccetera, eccetera. Poi un'ultima cosa e finisco, mi scuso per essermi dilungato così. Io tra qualche mese andrò in pensione. Mi hanno detto che mi daranno la pensione della vecchiaia, ho 67 anni, e quella della disabilità me la toglieranno, cioè verrà accorpata da quella della vecchiaia, è giusto? Cioè un disabile che invecchia non è più disabile, non sarebbe meglio magari aggiungere le due cose? Ecco, tutto qua, semplici domande che so già non troveranno risposta, andiamo a sbattere in un muro di gomma che dura da decenni e non si concluderà mai niente. Avete sentito ultimamente parlare, non so, una Meloni, un Salvini e precedentemente quelli che c'erano prima e anche quelli di sinistra. Cioè qua non c'è sinistra, destra, siamo allo stesso livello. Grazie. Nessuno fa niente. Grazie. È uno sfogo simile purtroppo a quello di prima, lo abbiamo sentito. Qui non siamo al tavolo di chi decide, ma di chi chiede, giustamente. E rispondiamo magari, Silvia, alla domanda. A quest'ultima cosa che ci faceva notare, lui dice andrò in pensione di vecchiaia a 67 anni, me la inglobano. Non è che la inglobano, effettivamente secondo me andrà eliminata proprio, perché il limite di reddito per aver diritto a questa invalidità, il signore aveva un'invalidità parziale, sono 5.300 euro annui. Immagino che il signore, andando in pensione di vecchiaia, supererà sicuramente questa cifra, quindi perde il diritto a questa invalidità. Quindi di fatto la pensione di vecchiaia fa sì che viene meno il requisito economico per aver diritto a questa invalidità. Ma questo requisito economico non è troppo basso? Certo che sì. Cioè, questo purtroppo per gli invalidi parziali, e dicevo prima, non c'è una differenza se io sono invalido al 74% o io sono invalido al 99%, questo è il limite di reddito e questo è l'importo, e l'importo tra l'altro è uguale tra uno che è invalido al 75 e uno che è invalido al 100, non c'è differenza. Anche qui sicuramente c'è iniquità, perché se sono invalido al 75 magari è diverso da una persona che è invalido al 100%. certo. Ma l'importo economico non cambia. Mi cambia il limite di reddito, ma l'importo non cambia. Il limite di reddito bassissimo, che riguarda il signore che ci ha appena chiamato, ma anche l'ascoltatore di prima, sono 5.390 euro annui lordi.
Ho detto tutto? Praticamente Dividiamo non si per percepisce 13, niente. non lo so, niente, nulla. Quindi diventando titolare di una pensione di vecchiaia che, lo do per scontato, sicuramente supererà i 5.000 euro annui, ovviamente verrà a perdere il diritto all'invalidità. Ecco, ha sentito Sara per l'ennesima volta, manca equità, si lamentano, no? Sì, cioè quello che dicevamo prima, che diceva l'ascoltatore prima, cioè c'è un'incapacità di gestire il sociale, le emergenze che ci sono nel sociale. Io non voglio ripetere perché il problema ce l'hanno avuto trasversalmente tutti i governi. Dopodiché c'è l'altro problema che è molto lasciato anche alla gestione dei comuni, perché anche le situazioni di invalidi sono all'interno del comune e non sempre il comune ha anche le risorse per prendere in carico determinate situazioni. Quindi è un po'... È una cosa che, siccome riguarda nella testa di chi ci comanda, di chi fa le leggi, riguarda un piccolo numero, ribadisco, nella testa di chi fa le leggi, perché per quanto ci riguarda, proprio perché sono queste persone in queste condizioni, devono essere trattate in priorità rispetto a tutti gli altri, viene lasciato lì e gli si dà quello che diceva Silvia, perché poi fa anche ridere, perché con 5.000 euro all'anno, cioè, Lordi, di cosa stiamo parlando? Quando uno ha l'affitto, i costi ce li ha lo stesso e non può neanche permettersi di andare sulle strutture, perché abbiamo detto che le stanno tagliando dall'altra parte. Quindi in realtà è come un modo per dire: il problema non è mio. Bisogna assolutamente prendersi responsabilità, chiunque governa deve prendersi questa responsabilità. Un paese che non protegge le fasce più deboli è un paese che è destinato ad andare sempre peggio, se posso dare questa visione che abbiamo, ed è per quello che noi continuiamo ad insistere, continuiamo a dire che i problemi ci sono e che diventeranno sempre più grandi e bisogna assolutamente iniziare a fare qualcosa. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Ottavia, sono da Stilea, 1444. Non so se rientro, perché ho appena aperto la televisore. Ci dica signora. Io, signora, 5 anni fa ho fatto un grande intervento allo stomaco che me l'hanno proprio portato via. Ho fatto la domanda di invalidità perché non riesco a mangiare. Io vivo con un uomo che ha... oggi ho 79 anni, mio marito ha 88, non ho io personalmente figli e dunque avevo chiesto l'invalidità, almeno che mi passasse un po', perché sono anche incontinente, ho tanti problemi. Con di più adesso mi è venuto anche un ictus con ischemia cerebrale frontale. Allora volevo se mi potessero aiutare. Adesso proviamo a capire, signora. La signora, no, allora... mi interessa come rivolgermi, ecco perché io non sono presentata né con il bastone né con niente, sono presentata disinvolta anche quando mi hanno chiesto come che sto, ho detto bene, perché ero appena uscita dall'oncologia, mi hanno detto signora di 5 mesi, 6 che le abbiamo dato e sta benino, e io ero tutto contenta, sono presentata quasi come una farfalla davanti a loro, ma io ho detto voi avete l'occhio clinico di come che sono. Beh, ma c'è una certificazione, no, che va fatta dal medico delle condizioni? Sì, ma mi hanno dato il 70, non so, 75%, ma da ricorso, io non ho ricorso niente, perché cosa vuole? Volevo solo adesso se si può chiedere qualche cosa o no, non so, questo volevo chiedere. Proviamo a chiedere. Tempo, Proviamo a chiedere. Signora, con tutto ciò che ci ha raccontato oggi mi verrebbe da dirle, signora, bisogna assolutamente provare a fare questa domanda. Lei deve recarsi dal suo medico curante, dal suo medico di fiducia, farsi fare il certificato medico ad uso invalidità civile, e quello che eventualmente dobbiamo cercare di ottenere per darle un aiuto economico è quello di avere l'indennità di accompagnamento che si dà a chi non è più autosufficiente. No, ma io non è che piango la mia non autosufficienza, no, perché io cammino e anche cerco di sforzarmi e di essere una donna dignitosa, perché anche per me personalmente. Solo volevo vedere se in mancanza di un organo
che uno non ce l'ha più, come uno che non vede, come uno che non ha un braccio. Insomma, è un organo che io non ce l'ho, ecco. Allora, però signora, mi ascolti, se lei fa questa domanda e anche venisse riconosciuta invalida al 100%, perché tutte le patologie che ci ha raccontato secondo me porterà a un 100%, dal punto di vista economico, visto l'età che ha, non porta a nulla, cioè non avrà nessun aiuto economico. Purtroppo. No, ma dico, non so, gli assorbenti ad esempio, faccio sì, per dire d'accordo, adesso, tutto ecco, quello che le può tante servire. cosette, sì. ecco, non so. Sì. Ha capito come donna, insomma, sì, non so. Signora, sicuramente sì. Lei mi ha detto che abita a Silea, vero? Sì. Lì a Silea abbiamo una collega che viene a fare recapito. Adesso in questo momento non mi ricordo il giorno in cui potrebbe trovarla. Se ha piacere di lasciare il suo numero di telefono, lo può lasciare alla redazione. Io anche vado in ufficio, non è che io non cammini, ha capito? Anzi, mi cerco di darmi forza, perché non so che piango su me stessa. Ma signora, facciamo così. Allora lei lasci per cortesia il numero ai ragazzi che le hanno risposto in regia e la ricontattano perché giustamente, come diceva prima Silvia, bisogna vedere lo spettro delle cose a cui ha diritto, insomma, di varie tipologie, va bene? Ma non voglio disturbare. Ma lei disturbi pure, non si preoccupi. Ci lasci il numero, che siano qua apposta le operatrici della CGIL. Grazie, sono qua apposta. molto gentili. A lei, tanti auguri, signora. Dunque, mamma mia, che c'è un mondo, no? Quante di queste realtà magari non fanno neanche capolino dalla porta di casa per questo tentativo di mantenere questa dignità, diceva la signora, ma non c'è niente di non dignitoso nel chiedere aiuto, ricordatevi sempre. Allora, il tema dell'invalidità, poi c'è il tema anche delle pensioni, che è sempre di strettissima attualità. Questo appunto 2023 abbiamo detto, cambia sempre un po' anche cambia anche qua sempre le norme, no? Su come andare in pensione, le finestre eccetera eccetera, se ne fa un gran parlare, si fa un gran parlare anche della riforma delle pensioni, sì, no? Assolutamente sì. E si mette forse anche un po' di confusione in continuare, anche la politica che continua a lanciare novità. Allora, mi passerete il termine che sotto le elezioni hanno tutte le soluzioni. Soprattutto poi pensioni, perché è una... Delle pensioni poi è uno degli argomenti più gettonati. Di solito non si parla di evasione fiscale, ma questo lo lascio lì, però sarebbe un'altra cosa che mi piacerebbe sottolineare, perché poi anche lì ci sono poi dinamiche che ricadono nel mondo delle pensioni, insomma. Detto questo, in realtà c'è una piattaforma CGIL e CISL UIL che ormai è ferma da anni ed è stata presentata ai vari governi che si sono succeduti, nella quale c'è una proposta di riforma definitiva delle pensioni che porta a un riconoscimento di 41 anni di contributi come il massimo previsto di vita lavorativa, insomma 41 anni di lavoro e di contributi versati dalla persona. E poi c'è un abbassamento dell'età, perché sappiamo che la famosa legge Fornero, che è stata fatta negli anni indietro, poi su meccanismi anche di equilibrio all'interno dei Stati europei, ha tutta una serie di scaglioni e sappiamo che gli scaglioni si stanno ad alzando e oltretutto si chiede sempre di più determinate caratteristiche di lavorare sempre di più e di andare in pensione sempre più tardi. Ce la girano che il discorso è le coperture che non ci sono e da qui riallaccio il discorso del forse le coperture bisognerebbe andarle a prendere da tutti quanti, però rimane il fatto che ad oggi questa è la proposta che è stata fatta, ogni governo cerca di lanciare in ogni sua tornata elettorale quella che è la soluzione, vengono fatte promesse innanzitutto di innalzamento delle pensioni, lo diceva benissimo prima Silvia, dall'altra parte di abbassamento degli anni di lavoro a vantaggio di accesso alla pensione prima, però ad oggi non esiste una riforma. Il tavolo che è stato aperto, in più perché sono mesi che c'è un tavolo aperto al quale partecipa anche la CGIL a livello nazionale, è in realtà fermo su questi ragionamenti, perché poi indipendentemente da quelli che sono gli slogan che uno fa, servono appunto, uno, le coperture economiche, due, un piano che dia stabilità alle pensioni, perché non si può ogni 2 anni riprendere in mano la partita delle pensioni e cercare di aggiustarla in qualche modo.
Fermo restando che sarà un problema che c'è oggi, ma che ci sarà più avanti, perché se abbiamo un mondo del lavoro precario, mi viene da dire che probabilmente sarà molto più complicato per i nostri figli o quelli che ci saranno domani andare in pensione. Quindi in realtà l'emergenza anche in questa tematica è prioritaria, bisogna intervenire, la proposta è fatta. In realtà non è che poi la CGIL e il CISL nella loro piattaforma mettono solo la proposta, danno anche le condizioni per arrivare a quella proposta, quindi in realtà io penso che i tempi siano maturi per una discussione e per cercare di trovare veramente una riforma delle pensioni che dia delle risposte. Dopodiché c'è anche la situazione, la chiudo velocemente perché forse c'è una telefonata, c'è anche la situazione che non tutti i lavori sono uguali, ci sono delle condizioni di determinati lavori. Mi viene da dire, una persona che ha 67 anni, indipendentemente dalla sua capacità fisica, si arrampica su per le impalcature, io mi preoccuperei, anche perché poi di episodi di infortuni sul lavoro e di morti sul lavoro ne abbiamo anche in altre situazioni, anche di persone un po' meno anziane, quindi in realtà c'è tutta una riformulazione da fare. Sì, senza entrare nel caso specifico, l'altro giorno all'Electrolux abbiamo letto tutti la notizia di un tecnico di 71 anni sì, che è rimasto infortunato e la prima curiosità che ti viene è appunto l'età. Comunque, telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno signore, lei e anche i suoi ospiti, buongiorno. Chi è e da dove ci chiama? Io chiamo Giampaolo e abito in provincia di Venezia, a Chirignano. Io sono andato in pensione con 43 anni e 10 mesi, e un mese, chiedo scusa, 43 anni e un mese. Mi è già un anno e mezzo che terminavo la pensione ancora provvisoria. Quanto tempo ci vuole per avere una pensione definitiva in questo periodo? Perché sento i miei colleghi che l'hanno già avuto da un pezzo e io sono quasi al pezzo, è da maggio dell'anno scorso che sono andato in pensione e non so neanche io per avere la pensione definitiva quanto tempo ci vuole. E un'altra cosa, ma il PFS, il trattamento del fine rapporto, è giusto che noi dobbiamo pagare questo trattamento del PFS per avere i soldi prima, che ci vuole 2 anni per una prima rata, perché è la seconda rata dopo un anno perché supera i 50.000 euro? Lei era un dipendente pubblico? Ecco, questo volevo dire che è una cosa assurda aspettare 2 anni e avere il trattamento. Ci scusi, lei era dipendente pubblico o privato? No, dipendente pubblico era. Ok. Sì, perché c'è una normativa particolare per i dipendenti pubblici, quindi loro, a differenza di un dipendente privato, non riscuotono il TFR e la cessazione del rapporto di lavoro, ma ci sono delle condizioni per cui dovevano aspettare 1, 2, 3 anni, dipende dalla tipologia di pensione e dal lavoro che faceva. Quindi sul TFS purtroppo è normato ed è così. Ci faccia dire che se no non ci capiamo se ci parliamo sopra. Mentre sulla pensione, Silvia? Mentre sulla pensione, a mio avviso, dobbiamo sollecitare gli istituti a definire la sua pensione. In genere entro un anno si porta una provvisoria a essere definitiva. Con i dipendenti pubblici ci potrebbe volere anche qualcosa di più, poi dipende poi se la sua vita lavorativa ha dovuto fare delle ricongiunzioni, se ha lavorato anche in altre strutture, se ha dovuto ricongiungere dei contributi, quindi se ci sono dei passaggi interni che magari ha dovuto fare dei riscatti, ha lavorato all'estero, ci sono delle condizioni per cui la definitiva può essere anche più lunga, però passato un anno, lei mi dice 1 anno e mezzo, io direi attraverso chi le ha fatto la domanda di pensione vada a sollecitare, ci sta tutto. Ecco, quindi davvero... Poi le condizioni sono sempre soggettive, questo perché magari la condizione previdenziale del signore prevede anche qualcosa di un po' più elaborato rispetto al solito e magari ci vuole più tempo. Certamente, grazie anche di queste consulenze via televisiva che comunque sono importanti e soprattutto anche il suggerimento poi di rivolgersi quando non si riesce a districarsi agli sportelli della CGIL, insomma a chi se ne intende. Siamo quasi in chiusura, mancano 30 secondi, magari Sara ribadiamo l'appuntamento del 7 di ottobre e il vostro impegno. Sì, io ci tenevo a sottolineare che il 7 di ottobre non saremo da soli in piazza perché ci sono anche tutte le associazioni molto attive nel sociale, che dicevamo anche prima, che danno il loro contributo a rendere più
si tenta di rendere migliore, insomma, la vita dei soggetti più fragili, e saranno al nostro fianco proprio perché questa è una manifestazione nella quale gli argomenti, ed è per quello c'è anche il titolo La Via Maestra, essendo tutta una serie di argomenti, uno degli argomenti che noi pensiamo che sia il più gravoso in questo momento è proprio l'aspetto sociale, che va sicuramente affrontato da questo governo o dai governi che si succederanno, però siccome questo a larga maggioranza pensiamo che abbia l'onere e l'onore di avere in agenda queste importanti tematiche che trovate nel volantino. Stiamo organizzando i pullman, ci saranno tutta una serie di pullman che partiranno dalla provincia di Treviso, li abbiamo sparsi un po' tra Treviso, quindi qua dall'emisfero partiranno, ma poi partiranno anche dalle sedi di Conegliano e sedi di Castelfranco. Le adesioni sono volontarie ovviamente, quindi chi vuole partecipare con noi è benvenuto. Li mettiamo a disposizione proprio per dare quel segnale che dicevamo prima, che c'è la necessità. Non sarà la fine di un percorso, perché le assemblee continueranno per quanto riguarda la CGIL in ogni luogo di lavoro, perché si spera che questa importante manifestazione suoni qualche campanello, ma soprattutto se non ci saranno risposte immediate bisognerà procedere a fare altre iniziative. È questo l'autunno caldo, è l'autunno caldo di ogni anno, solo che ogni anno diventa sempre più caldo, mi viene da dire. Un po' come i cambiamenti climatici. Vabbè, allora dobbiamo chiudere perché siamo in finale. Allora io ringrazio Sara Pasqualin e Silvia Bresolin della CGIL, anche per i consigli e per la grande sensibilità come sempre dimostrata anche verso i nostri telespettatori. Ringrazio Alessandro Granziera e Antonio Esposito in regia. Vi ricordo dopo di noi il film Il Cigno Nero con Tyrone Power. Vi ringrazio per essere stati con noi, appuntamento ai telegiornali di questa sera e a tutti un buon pomeriggio, arrivederci.